Pensiero del giorno. Domenica 13 aprile. Accompagnare il dolore degli altri. Sier, 24 marzo 1994. Carissimi, si avvicina la Pasqua, la più grande festa dell'anno, e con essa la Settimana Santa, ricca dei misteri più preziosi della vita di Gesù. Ci vengono ricordati soprattutto il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua, e rappresentano per noi molti aspetti centrali della nostra spiritualità. Essi sono il comandamento del nuovo comandamento, l'istituzione del sacerdozio e dell'Eucaristia, la preghiera per l'unità, la morte di Gesù abbandonato sulla croce, la desolazione, il risorto. Li celebriamo con la Chiesa attraverso la Santa Liturgia. Ma poiché il nostro è uno stile di vita, siamo pronti a onorarli anche con la nostra vita. E come possiamo rivivere, almeno un po', misteri così numerosi e profondi? Perché basta uno solo di essi per accendere la meditazione nella nostra anima, per portarla alla contemplazione. Basta uno solo di essi per santificarci, e noi lo sappiamo. Che cosa dobbiamo vivere, allora, in questi giorni benedetti? Credo che se viviamo la Pasqua, cioè se lasciamo che il risorto viva in noi, abbiamo il modo migliore per viverli tutti. Infatti, perché il risorto risplenda in noi, dobbiamo amare Gesù abbandonato ed essere sempre, come diciamo noi, oltre la sua ferita, dove la carità regna sovrana. È questo che ci spinge poi a essere il comandamento nuovo in azione, ad accostarci all'Eucaristia, che alimenta questa carità divina nei nostri cuori e ci trasforma in ciò che riceviamo come nutrimento, cioè Gesù risorto. È la carità che ci porta a vivere in unità con Dio e con i nostri fratelli e sorelle. È attraverso la carità che ognuno di noi può essere, in un certo senso, un'altra Maria. Sì, i diversi aspetti della vita di Gesù, ricordati durante la Settimana Santa, non possono essere vissuti meglio che proponendosi di far vivere il Cristo risorto in noi in ogni momento. Questo è ciò che vogliamo proporvi e questo è ciò che cerchiamo di vivere. Chiara Lubick, Un popolo di santi, editrice Città Nuova. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.